Si avvicina la data delle elezioni, qual è la proposta di Europa Verde all'interno della lista AVS? Allora, la proposta è quella di attenzione verso una serie di temi che sono stati trascurati da parte della Regione: la sanità, il tema del lavoro, il tema dei giovani, il consumo di suolo, il tema della mobilità. Tutti questi temi fanno parte dei programmi regionali, devono essere affrontati e risolti, cosa che non è avvenuta in questi anni. E quindi Europa Verde, nell'ambito della lista Alleanza Verdi-Sinistra, seguirà tutte queste materie grazie ai candidati e alle candidate che sono presenti con me oggi. C'è Barbara Gelmetti, che è candidata ex consigliera comunale di Costermano, quindi della zona del lago, e poi c'è Camilla Taddei di Sularizza, nella parte della bassa della provincia di Verona. Sono persone che hanno avuto esperienze di vario genere e sono in grado di dare una forte rappresentanza a questa lista e di consentire, se elette in regione, di dare un apporto sicuramente importante. Ovviamente la tutela del territorio è uno dei punti forti. Cosa c'è da fare nel territorio veronese in particolare? Abbiamo due temi sicuramente importanti. Il primo è modificare la legge sul consumo di suolo. La Regione Veneto l'ha approvata nel 2017, le deroghe sono tantissime, tant'è che la Regione Veneto anche oggi è fra le prime regioni per consumo di suolo in Italia, subito dopo la Lombardia. Il secondo è il tema della mobilità sostenibile. Si è fermato a Padova il sistema ferroviario metropolitano regionale, non ha coinvolto le province di Verona e Vicenza. C'è da migliorare sia il trasporto ferroviario regionale sia il trasporto nell'ambito delle città e il trasporto su gomma per quanto riguarda le province. Fanno sempre discutere le discariche, però da qualche parte bisogna farle. No, ma il tema è questo: il piano regionale per i rifiuti del Veneto non prevede nuovi impianti nella provincia di Verona, non è previsto un impianto di Cadelbue, per esempio. C'è un tema che riguarda la zona ovest del Veronese, è il tema delle discariche di amianto. La regione ha fatto una deroga perché sono zone di ricarica degli acquiferi, quindi particolarmente importanti per salvaguardare l'acqua potabile, e quello che si vuole fare è togliere questa deroga per trovare delle soluzioni che non siano quelle di utilizzare vecchie cave dismesse.